Antonino, a te la linea. Grazie caro Andrea, I'm Coming Out, cantata nel 1980 da Diana Ross, e questo è il disco start di questa sera, di questa puntata numero 821 di Zoom. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa appunto è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata -4 all'alba, cioè all'ultima puntata, che sarà venerdì e chiuderà questa stagione di Zoom, questa che è stata la quarta stagione di Zoom, quindi ormai stiamo infilando proprio il rettifilo finale, ci siamo quasi, ladies and gentlemen. Allora, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net e su radiolibertà.net scoprirete che siamo diventati un giornale online, quindi voi troverete gli editoriali del direttore Giovanni Sallusti, troverete le firmissime, troverete le pillole, il materiale prodotto da tutti noi, tutto il meglio della nostra produzione. Già che ci siamo, troverete anche la possibilità di sostenere questa radio attraverso una donazione, come meglio crederete, nell'apposita sezione. Or dunque, noi cominciamo questa puntata e la cominciamo così, la cominciamo tornando a parlare di caporalato. Caporalato, il povero Satnam Singh, il suo nome ormai è conosciuto e noto a tutti gli italiani, e in particolare questa sua conoscenza si sta accompagnando a tutta una serie di scoperte che giorno dopo giorno si vengono a sapere, ad apprendere del giro e del mondo, appunto, del caporalato in quel della provincia di Latina. Va detto, il caporalato è endemico e in tutta l'Italia, e purtroppo qualcosa che accompagna la come possiamo dire, l'Italia accompagna la produzione, il mondo agricolo d'Italia, ahimè, da troppo tempo, da tanti anni. E allora andiamo a vedere che cosa è successo. È successo che c'è un altro tizio, e questa è una scoperta che stamattina è stata fatta, è uscita in prima pagina sulla Verità, ad opera del collega Fabio Amendolara e naturalmente Giacomo Amadori. I due colleghi hanno scoperto una cosa: c'è qualcuno che in qualche modo, non dico che ci marcia, però è un punto di riferimento della comunità indiana, ed è un personaggio molto particolare perché vuole il condono per tutti i lavoratori irregolari che si trovano in quel della provincia di Latina, vuole naturalmente mano morbida del governo per quanto riguarda il mondo del lavoro sommerso nell'agricoltura, però attenzione, ha anche la possibilità di spostare cospicui gruppi di lavoratori da un sindacato a un altro, appoggiandone uno anziché un altro. E parliamo di un vero e proprio esercito, 30.000 indiani del Punjab, qualcuno tra regolari e irregolari sono circa 30.000, e le sorprese non mancano. Allora, Andrea, se tu sei pronto, possiamo dare voce al nostro Fabio Mendolara mandando in onda il nostro faccia a faccia, commentatelo al 340 670 9659. Se sei pronto, vai pure. Allora, io voglio ringraziare ancora una volta un uomo di grande pazienza e di grande disponibilità, oltre che un bravissimo collega, è Fabio Amendolara della Verità. E in particolare, Fabio, io parto da un nome, Gurmukh Singh, che è questa figura simbolo che guida praticamente la comunità degli indiani di cui faceva parte il povero Singh, che è morto senza un braccio e che è stato scaricato a casa sua sanguinante a morire, abbandonato, mi verrebbe da dire, come un cane, ma nemmeno ai cani dovrebbe toccare una fine del genere. Ecco, chi è questo signore a cui tu Fabio e Giacomo Amadori avete dedicato quest'oggi l'apertura della Verità? Allora, intanto grazie a te e ai tuoi radioascoltatori. Chi è questo personaggio?
personaggio sicuramente da approfondire. Intanto è uno di quelli che diventati punto di riferimento, diciamo, della comunità indiana nell'area lì nell'area pontina, riesce a spostare come dire i suoi, tra virgolette, seguaci da un sindacato all'altro. Quindi intanto ai sindacati, diciamo, piace questa figura perché va ad ingrossare, diciamo, le loro clientele. Questi braccianti indiani hanno bisogno un po' di tutto, dal essere eseguiti nella fase dei contratti quando vengono applicati. Abbiamo visto che anche questo accade raramente, seguiti poi per in tutta la fase, diciamo, legata ai permessi di soggiorno, a qualsiasi tipo di tutela, ai vari bonus e quant'altro. Quindi hanno necessità, diciamo, di approcciarsi e relazionarsi con CAF e sindacati. Ora, inizialmente questo personaggio, che è un imprenditore in sostanza, gestisce con un socio un'agenzia di pompe funebri, peraltro si occupa di rispedire a casa, diciamo, in India poi le salme di chi muore in Italia. Quindi fa l'imprenditore e inizialmente si era relazionato, agganciato con la CGIL. Poi è arrivata una sindacalista di quelle toste, che si occupa proprio dei braccianti, è un'indiana anche lei, è un'esperta, oltretutto conosce la lingua, mentre conosce l'italiano, mentre molti degli indiani che, diciamo, vivono anche per molti anni poi nell'area pontina difficilmente riescono a imparare l'italiano, perché siamo a livelli di integrazione pari allo zero, quindi non frequentano corsi, sono sempre nei campi a lavorare o con gli animali, perché vengono considerati, diciamo, degli esperti nel trattare le mucche, le bufale, quindi anzi vengono preferiti agli altri stranieri quando devono, dalle aziende che si occupano di, diciamo, di bestiame. Ecco, questa indiana che si è, diciamo, affacciata alla CGIL, che è diventata responsabile del settore, all'arrivo diciamo, di questa qui, il nostro amico ha fatto fagotto e si è spostato sulla Will. Ora, diciamo, abbiamo letto anche su altre cronache che diciamo, proprio i settori di cui lui si occupa sarebbero in mano a, diciamo, ambienti un po' loschi e tutti da esplorare. Noi abbiamo trovato ben poco di questo sotto questo aspetto. Abbiamo però trovato una cronaca, una vecchia cronaca nella quale questo personaggio aveva partecipato a un compleanno, o meglio a una festa organizzata per festeggiare la nascita di un bambino in Punjab, che si è conclusa poi con un raid violentissimo, un pestaggio con colpi di bastone, mazzi da baseball e addirittura colpi di fucile. Alla fine di questo raid ci ha rimesso le penne proprio l'uomo che aveva organizzato la festa, che è deceduto. Diciamo, il nostro amico dei sindacati era andato via, con coincidenza, poco prima che si abbattesse il raid a casa del malcapitato, e il giorno seguente si presentò spontaneamente in commissariato per una deposizione. Sparisce poi dalle cronache e ricompare come paladino, diciamo, dei braccianti indiani
dopo la morte di Satnam. Quindi è una figura tutta ancora da esplorare, da capire. Ovviamente si schiera al fianco addirittura anche dei parenti, dei familiari della vittima, e chiede un aiuto per i fratelli della vittima che sono ancora in India, perché sostiene che il povero bracciante morto aiutasse i suoi parenti inviando del denaro, che ora ovviamente è venuto meno. Si schiera apertamente con gli indiani, i braccianti indiani, e polemizza anche un po' con la CGIL dicendo loro la manifestazione se la sono organizzata tutta da soli, se la sono fatta tutta da soli, noi invece siamo per allargare, e cita ovviamente la UIL e la CISL. Quindi si è già contrapposto al sindacato, e lì è dimostrato in questo evento che le manifestazioni di solidarietà sono state organizzate singolarmente, e quindi la triplice, chiamiamola così, su questo avvenimento è spaccata. Insomma, diciamo che nella provincia di Latina c'è una figura che possiamo definire, come lo potremmo definire? Una sorta di capoccia, chiamiamolo così, oppure... È un guru per gli indiani che arrivano lì e non sanno come muoversi. Esatto, è una figura di riferimento, diciamo un paesano, un facilitatore. Esatto. Ecco, un facilitatore, e questo facilitatore ha saputo mettere bene radici nel territorio, e soprattutto però la sua particolarità è che lui non solo non denuncia il nero, ma a fronte di quello che è un vero e proprio esercito, perché pensate, Fabio Amendolare e Giacomo Amadori scrivono che sono 30.000, correggimi se sbaglio Fabio, 30.000... I numeri sono corretti, e questo aspetto che... Fra regolari e irregolari, e questo vuole la regolarizzazione, vuole la sanatoria. Sì, vuole la sanatoria, e oltretutto è uno di quelli che si pongono come mediatori quando i datori di lavoro magari hanno delle difficoltà a pagare i propri dipendenti, oppure c'è stato qualche disguido, per braccianti e datori di lavoro si sono lasciati male, ecco, lui interviene per far recuperare quello che manca ai lavoratori indiani, o comunque per far da paciere tra le due parti contrapposte. Esatto. Senti, ma in tutto questo, diciamo così, c'è questo personaggio che si trova vicino alla zona grigia, diciamo così, chiamiamolo, usiamo questa metafora, non è nella zona grigia, ma certo diciamo che conosce l'esistenza della zona grigia. E in tutto questo però la domanda è molto semplice: lo Stato cosa fa per far emergere tutto ciò? Voi cosa avete trovato? Ma intanto c'è questo meccanismo del click day che è assolutamente fallimentare. I dati parlano chiaro, e a fronte di 20.000, 30.000 all'anno ingressi, a volte si è arrivati anche a 60.000, tramite questo click day, cioè l'azienda dà la disponibilità su un sito web a regolarizzare, ad assumere del personale straniero, gli vengono assegnate delle quote, poi però non è detto che tutto vada a buon fine. Intanto gli stranieri arrivano in Italia e magari il loro contratto è saltato, oppure vengono assunti, abbiamo visto delle statistiche incredibili, con 10 giornate all'anno lavorative riscontrate, quindi vengono assunti per 10 giorni l'anno, e poi per tutto il resto dell'anno sono irregolari. Alla fine a conti parliamo di a fronte di 20.000 richieste, 2 soltanto a Milano, 0 a Roma, 0 a Napoli,
che poi sono anche le aree più accorsate. Quindi questo del click day è assolutamente un fallimento. Giorgia Meloni ha criticato in modo duro già credo nel mese di aprile scorso, immagino che il governo voglia intervenire in qualche modo. Sono ovviamente delle eredità dei governi del passato e voglio ricordare che era anche una grossa campagna, un vecchio cavallo di battaglia della Teresa Bellanova che insomma sulla regolarizzazione dei braccianti stranieri ne aveva fatto un po' il suo baluardo, però un meccanismo che è andato crescendo proprio durante il suo la sua presenza al Ministero. Infatti, senti, ma c'è un problema di fondo, e il problema di fondo è comunque che qui oggi noi ne parliamo perché è morto il povero Satnam Singh, ma io avevo 15 anni, ricordo la Gazzetta del Sud, uno dei giornali più letti nel meridione d'Italia, la cronaca di Vibo Valentia, raccontavano una sosta all'area di servizio dell'autostrada dell'allora A3 di Pizzo Calabro e raccontavano proprio delle donne che andavano a lavorare sotto caporale nelle serre dell'Ametino. Ecco, qui ogni volta ci troviamo davanti al caso che viene denunciato, l'indignazione, la rabbia, mai più, però come si dice, il caporalato continua a prosperare e prende italiani e stranieri. Ma c'è un modo per arginare questa roba oppure no? Un fenomeno che va avanti da sempre. Io me ne sono occupato spesso, soprattutto anche in Calabria. Ricordo a Rosarno, lì si dava da fare una signora che chiamavano Mamma Africa, che un po' era una suora laica, li accoglieva, gli trovava da mangiare, raccoglieva delle donazioni di alimenti per dare una mano a questi braccianti che passavano tutta la giornata sotto il sole a lavorare. E nell'area del Foggiano, anche a cavallo con la Basilicata, nella zona di confine tra Lavello e l'area di Cerignola, dove poi ci sono grosse raccolte di pomodori, e anche lì è un fenomeno molto diffuso quello dei caporali, e lì addirittura hanno difficoltà a trovare dei luoghi in cui andare a dormire, che i caporali si fanno pagare a prezzi esorbitanti, dove tutto ha un costo, addirittura la corrente per ricaricare il telefono cellulare. Si fanno pagare davvero tutto alla fine della giornata, dopo quei 3-4 euro guadagnati, dopo 8-10 ore di fatica nei campi, bisogna pagare il posto letto, bisogna pagare il trasporto, bisogna pagare la ricarica del cellulare, e resta veramente ben poco. Stessa situazione nell'area del Cilento, area Battipaglia, Eboli, dove ci sono grosse colture agricole. Anche lì c'è un pienone di stagionali stranieri e nessun tipo di regolamentazione. Nel Casertano si verifica la stessa situazione, e poi l'altra area molto 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 piena di stranieri accorsata è l'area pontina, anzi forse è proprio quella più accorsata. Ovviamente ovunque si verificano queste situazioni, poi ci sono quelle che tu hai chiamato la zona grigia, dove prosperano, i caporali. Un po' tutte queste aree a forte vocazione agricola approfittano di questi personaggi che un tempo, proprio moltissimo tempo fa, quando parlavamo di abigeato, erano dei ruoli rivestiti dagli italiani, e oggi sono esclusivamente stranieri, anche perché per loro poi è anche più facile trattare con
questi immigrati che arrivano sprovveduti, non conoscono una parola di italiano, anzi questi qui potremmo definirli proprio degli immigrati di serie B, perché mentre quelli che arrivano col barcone poi finiscono nei centri d'accoglienza, hanno vitto, alloggio e quant'altro, questi qui invece poveracci si spaccano la schiena sotto il sole, sotto calure incredibili a volte e non hanno accesso a un briciolo di accoglienza. Ecco, che è la cosa ancora più grave. Fabio, naturalmente io non posso chiedere a un collega che fa delle indagini sul tema che cosa succederà o che sorprese ci possiamo aspettare, però resta un fatto. Possiamo fare delle previsioni, ecco. Perché intanto c'è un'inchiesta giudiziaria su chi gestiva l'azienda in cui è rimasto ferito Satnam Singh. Sì, e poi la parte interessante da sviluppare è proprio questa qui delle relazioni sindacali, perché i sindacati, come abbiamo visto anche con i braccianti di Foggia, dove prosperava il buon Sumaoro, ci sono dei sindacati che approfittano di queste situazioni e si arricchiscono sulla pelle di questi poveracci. E questo mi sembra abbastanza evidente e mi sembra anche qualcosa che non è destinato a spegnersi nel giro di qualche giorno. Allora facciamo che restiamo in contatto e avremo modo di tornarne a parlare, va bene? Molto bene, è sempre un piacere. Grazie Fabio, grazie ancora, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Antonino, a te la linea. Grazie Andrea, grazie come sempre del tuo tempo. Abbiamo ascoltato Luisella, Andiamo a mietere il grano, del 1965, che un pochettino ci sta, ecco, a far da cornice a tutta la conversazione con Fabio Amendolara, alle 18:35 e 28 secondi. Allora, cosa ne pensate di tutto questo? Come vedete questa situazione? 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete intervenire
attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia. Sì, nel frattempo vi dico anche che stando all'ANSA, Bari vince il centrodestra, Vito Lecese 70% contro Fabio Romito 29,7%. Caltanissetta va al centrodestra, Walter Tesauro 52,36%. Campobasso vince per un'incollatura Maria Luisa Forte 50,97 contro Aldo De Benedittis il 49,03. Firenze cappotto del centrosinistra, Sara Funaro 60,56% contro Elke Schmidt che si ferma a 39,44. Perugia, definitivo anche qui, vince Vittoria Ferdinandi 52% contro Margherita Scoccia, pari al 47,88. Potenza, Francesco Fanelli 35,08, il centrodestra perde, viene eletto invece Vincenzo Telesca 64,92%. Già che ci siamo, a Vibo Valencia risulta anche, perché l'ANSA considera una serie di capoluoghi al voto, ma ne mancano un bel po'. Comunque Ascoli Piceno resta al centrodestra, Bergamo al centrosinistra, Biella centrodestra, Cagliari e Cesena centrosinistra, Ferrara e Forlì centrodestra, Livorno, Modena al centrosinistra, Pavia passa al centrosinistra, Pesaro resta sempre centrosinistra, Pescara resta al centrodestra, Prato, Reggio Emilia e Sassari bottino del centrosinistra, Avellino ha un civico che viene rieletto, Bari centrosinistra, Caltanissetta l'abbiamo visto centrodestra, Campobasso centrosinistra, così come Cremona e Firenze, Lecce vira dal centrodestra, dal centrosinistra, scusate, al centrodestra, Perugia passa invece al centrosinistra, Potenza idem, Rovigo vira da centrosinistra a centrodestra, Urbino conferma il centrodestra, Verbania dal centrosinistra a un civico, Vercelli resta al centrodestra e Vibo Valencia, appunto, come vi abbiamo detto, è andata al centro-sinistra, ha vinto Enzo Romeo, ballotta che ti cambio la città. Vedremo che cosa succederà in seguito. Allora, adesso però pare ci sia una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Uè, Michele, ciao. Buonasera a te Antonino, al Partederva dei tuoi ospiti in studio e in collegamento, all'equipe e a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Ok, permettimi stasera di fare un po' un'eccezione alla regola, di parlare di qualcos'altro di più di Virtual Summon, direbbero i filosofi francesi, qualcosa che ha a che vedere in qualche modo anche con lo svago, dopo aver parlato di un tema pesante come quello così delicato del caporalato, per cui l'Italia necessita di leggi ad hoc onde voler tutelare questi disperati che vengono in cerca di lavoro e poi vengono maltrattati o comunque ridotti in stato di schiavitù con poca dignità per un organismo sul posto di lavoro. Ecco, dici tutto. I lavori che non vogliono fare gli italiani. Il punto di Michele Caruso: Italia-Croazia basta un pareggio, ma se perdiamo l'azzurro diventa tenebra. Stasera saremo tutti uniti, a prescindere dalla fede calcistica, a tifare Forza Azzurri e viva l'Italia. Eccoci qua, come se fossimo di fronte a un'altra apocalisse. Una settimana fa, dopo il successo non irresistibile sull'Albania, sembrava che nessuno ci potesse più fermare. Della Croazia, squadra di vecchi guerrieri verso la pensione, non ce ne fregava nulla. Ora, dopo la bruciante caduta con la Spagna, siamo tornati al vecchio vice nazionale, il cannisteo e la lamentazione con i primi jacuzzi che possono trasformarsi in valanga. Perché non gioca Tizio? Come mai Caio è rimasto a casa? Perché al posto di quello non mettiamo quell'altro? Lo stesso allenatore Spalletti, finora visto come granitico, illuminato condottiero, non ci sembra più così granitico e illuminato come prima. Sussurri che diventano grida, ma davvero incittiva a giocare ancora Lorenzo? Sul serio dà un'altra possibilità a Jorginho? E chiesta ancora
ma ce l'ha ordinato il medico, è giusto ipotizzare nuovi innesti, cambi di modulo, varianti tattiche. Come ogni volta che le cose ci vanno male diventiamo tutti professori, tutti commissari tecnici, ipotizzando le soluzioni più strane. L'unica differenza rispetto al passato è che tutti questi suggerimenti, sia in TV che nei bar, si dicono sottovoce, permettendo che Spalletti è naturalmente il polso della situazione e che quindi vanno rispettate le decisioni, però quanti però, incrociamo le dita per di passare il turno. Stasera abbiamo a disposizione 2 risultati su 3, basta un pareggio per passare il turno, eppure stiamo cominciando già a farci sfunerare prima del tempo. La stessa Croazia, che dalla Spagna gli schiaffi ne ha presi 3 in pochi giorni, l'abbiamo trasformata in un gruppo di formidabili giganti che venderanno cara la pelle. L'Italia, che con Croazia ha vinto solo una volta in amichevole a Genova nel 1942, è ben lontano, andiamo bene, invece si è ristretta con una maglietta lavata male. È meno male che c'è Donnarumma, il portiere non è buono, che ci salva dai cattivi, altrimenti non sapremo più a che tanto votarci. Pensiamo a Scamacca prima di questo europeo in azzurro, pensiamo proprio a lui, a Scamacca, Scamacca che dovrebbe essere l'uomo che prima di questo europeo in azzurro aveva segnato solo una rete su 18 incontri, non proprio Paolo Rossi, eppure è arrivato in Germania accompagnato dal plauso generale dei commentatori. Tutti d'accordo? Ecco finalmente un vero centravanti, altro che Immobile, altro che Belotti, il Gallo. Dopo 2 partite in bianco francamente deludenti, ma non solo per colpa sua, Scamacca l'abbiamo già scaricato. Via con una vecchia bicicletta lasciata nel box da Rugginiere. Ora il bomber che va per la maggiore rete Egui, dove di buona volontà per carità, ma da qui a risaltarci ce ne vuole. Magari farà 3 gol ai croati, ma sarà meglio non scambiarlo per inerzia. Dunque stasera a tutti a tifare Forza Azzurri. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Allora, 2 cose, Michele. Intanto straordinaria la citazione che hai fatto di Azzurro Tenebra, il romanzo di Giovanni Arpino del 1977 che racconta la fallimentare spedizione degli azzurri al mondiale tedesco del 1974, in cui uscimmo al primo turno. La seconda cosa, ascoltandoti, sì, viene in mente Winston Churchill quando diceva che gli italiani perdono le partite di calcio come fossero guerre e, e perdono le guerre come fossero partite di calcio. Ahimè, è così. Un popolo che diventa improvvisamente di esperti, CT di ogni genere, formazione, gente col gesto Scaramanti, che poi appunto questi avversari che diventano nemici da piegare perché l'Italia chiamò, perché la Croazia, l'Albania, già avevamo un girone di ferro, signori, l'Albania ci avrebbe potuto spezzare le reni e invece la verità è che giocavano che sembravano la Vibonese. Se noi fossimo stati davvero l'Italia gli avremmo rifilato 4 pere l'una e altre 3 pere alla Spagna, una squadra abbastanza modesta per quello che si vede. Invece li vedete giocare, vedete che fanno sti passaggi a triangolo, avanti, indietro e qua e là. Avete visto ieri sera la partita tra la Germania e la Svizzera? Persino io, che non sono assolutamente interessato al pallone, l'ho trovata molto più coinvolgente anziché quei 90 minuti di noia conditi dal brivido che saranno anche questa sera. Boh, non lo so. E poi una cosa, diciamoci una verità, c'è Spalletti quando fa queste sue uscite al microfono che sembra un profeta ispirato che sta dicendo chissà quali verità e invece diciamo che alle volte sembrano delle supercazzole, o forse lo sono, non vorrei essere irriverente nei confronti. Ma detto ciò, io ho l'impressione che questa nazionale a questo europeo non combinerà granché. Poi, per carità, va bene anche così, è anche lo specchio di tutto un mondo calcistico che forse è più l'apparenza che la sostanza, forse. Va bene, allora 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, perché così insomma ci raccontate un po' come la vedete anche voi, se stasera vedrete la partita, se avete qualche vostro rito, se gufate l'avversario, perché se vale quello che ha detto Churchill, in guerra e in amore tutto è permesso, quindi un po'
se volete portare Iella alla Croazia, non lo so, fate un po' voi, andiamo a dare un'occhiatina. Si vede che siamo proprio nel finale, nella settimana finale di programmazione, perché veramente poi dopo 200 e passa puntate uno un poco accusa una certa stanchezza, però insomma noi cerchiamo di arrivare fino in fondo. Diamo un'occhiatina anche all'ANSA. C'è un 17enne a Pescara che è stato ucciso e sono stati fermati 2 minori, sono figli di un avvocato e di un carabiniere. Guerra in Ucraina, Mosca, gli USA dietro il raid in Crimea, risponderemo. Macron dice che non crede che manderà domani le truppe in Ucraina, che manderemo domani le truppe in Ucraina. Meglio così, l'ombra dell'ISIS sull'attentato, sale il bilancio degli attacchi in Dagestan, 20 morti e 46 feriti. Qualcuno ha mandato una bella zappa al 340 670 9659, ecco qua. È evidente, sta commentando l'intervista, il faccia a faccia con Fabio Mendolara, è evidente, intanto i sindacati fanno, e ci sono le facce delle 3 scimmiette, non vedo, non sento e non parlo, poi scendono in strada con le bandiere. Sì, ma sai, io parlavo di quell'articolo sulla Gazzetta del Sud, avevo 15 anni, era il 1995, cioè 29 anni fa. Ed era già allora così. E se andiamo ancora più indietro, scopriamo che il caporalato è sempre esistito. Però non lo so, in questo paese siamo sempre lì. Deve scapparci il morto, dobbiamo sentire, mai più, mai più, mai più, e poi tutto continuerà come prima, forse anche peggio di prima, perché se a sto giro lo hanno scaricato con il braccio tagliato messo dentro la cassetta degli ortaggi, al prossimo giro che fanno? Li decapitano e li buttano in qualche fosso direttamente, non lo so, o li mandano alla pressa tipo Pulp Fiction, quando arriva Mr. Wolf a far sparire Marvin con la macchina dei killer, non lo so, qualcosa del genere. Va bene, andiamo a vedere questa storia di Pescara, perché veramente è drammatica. Ha ucciso a Pescara appunto questo 17enne, scrive l'ANSA, fermati 2 minorenni figli di un avvocato e un carabiniere, dopo l'omicidio sono andati al mare a fare il bagno. Si cerca l'arma del delitto, probabilmente un coltello. Presi i presunti responsabili dell'omicidio di Thomas Christopher Luciani, 17 anni da compiere, trovato morto ieri sera tra le sterpaglie nel parco Baden-Powell nel centro di Pescara. I presunti assassini, 2 minorenni, secondo quanto trapelato fino ad ora, sono il figlio di un avvocato, l'altro figlio di un maresciallo comandante di una stazione locale di un comune della provincia di Pescara. Dopo il delitto sarebbero andati a fare il bagno al mare. Lì presumibilmente si sarebbero disfatti del coltello utilizzato. Abbandonato tra le sterpaglie, il corpo del ragazzo è stato trovato solo in tarda serata. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, Mauro da Reggio. Uè Mauro, dimmi. Vedi, nel 1950 Di Vittorio, sindacalista e poi deputato, fece la prima legge sul caporalato e siamo a questo punto qua, vale a dire non è cambiato assolutamente niente. Il discorso è che purtroppo con l'Europa i nostri agricoltori non hanno nessuna protezione, perché tutta l'altra roba arriva dentro a dei prezzi infimi. La grande distribuzione che arriva a fare i contratti, oppure i grandi grossisti, allungano la catena e quando arriva all'agricoltore non prende assolutamente niente. Per quanto riguarda i pomodori, ti posso dire che nella zona di una fascia di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e la Bassa Cremonese sono 30 anni che i pomodori non ci sono immigrati che raccolgono i pomodori, perché sono 30 anni che raccolgono i pomodori meccanicamente, e così anche sì, è altre vero, cose. io li ho Vale visti a anche i Montechiarugolo quando sono stato a vedere la Mutti, le macchine in campo che fanno la raccolta. Quindi. Esatto, fanno la raccolta. Però il fatto è questo, è che è una catena che è lunghissima, perché parti dal produttore, il produttore
deve dall'accaparatore, che poi la cede a un grossista. Il grossista la porta a fondi dove c'è il centro di smistamento, partono i camion, arrivano a Bologna vanno dai grossisti, poi arrivano per esempio al mercato comunale di Reggio Emilia. Tu vedi questi passaggi per cui magari un pomodoro gli danno 15 centesimi al chilo, no? E arriva sui banchi del supermercato o del grande negozio di ortofrutta che c'è vicino a casa mia a 5 euro. Il problema purtroppo è quello, è che la grande distribuzione sta tirando il collo in tutti i modi questo sistema qua, e non ci sono dati che proteggano i nostri agricoltori. Ciao, sì, però è anche vero che il caporalato c'era pure anche prima di queste cose, e vuol dire che sostanzialmente è un malcostume tipicamente italiano, ed è un malcostume che viene fatto sulla pelle dei poveri, sulla pelle dei più poveri, indipendentemente dalla nazionalità. Sulla pelle dei più poveri c'è gente che ci campa. E in qualche modo qualcuno tollera, qualcuno chiude un occhio, qualcuno fa finta di non vedere, qualcuno non ha sentito, qualcuno vabbè, poi vediamo. Certo, se poi aggiungiamo anche il fatto, come diceva il nostro Mauro, se aggiungiamo anche il fatto che tutto sommato poi vai a vedere la provenienza di determinati prodotti ha un costo effettivamente molto più basso, ti rendi conto che le cose poi si sommano, ed è la somma che fa il totale, diceva Totò, e però il totale che c'è qua non fa ridere, e non è un totale del quale si può essere orgogliosi. Questo è poco ma sicuro. Come si combatte? Coi controlli, perché è facile fare le leggi alla Manzoni e dire vabbè, ma adesso sbattiamo tutti in galera. Sì, i primi 10 giorni c'è l'indignazione, poi dopo si passa ad altro. Allora, andiamo avanti con i ragazzi con il ragazzo ucciso a Pescara, perché continua l'ANSA dicendo: i due ragazzi fermati per l'omicidio del parco Baden-Powell non avrebbero tradito emozioni durante il primo interrogatorio. Al momento non ci sono state reazioni particolari, in sostanza c'è stata assenza di empatia emotiva o pentimento, questo al momento. Nei prossimi giorni si vedrà se a determinare questo stato sia lo shock e ci saranno cambiamenti emotivi. Lo si apprende da fonti investigative. Le indagini sono coordinate da ieri sera dal capo della Procura per i minorenni dell'Aquila, David Mancini, e dal sostituto Angela De Gidio, che ieri hanno fatto un sopralluogo nella zona dove è maturato l'omicidio. I due probabilmente facevano parte di un gruppo di 7 o 8 persone. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe stata raggiunta da circa 25 coltellate. I due avrebbero continuato a colpirlo anche quando il giovane era già esanime a terra. All'origine dei fatti un debito di droga di poche centinaia di euro, forse 200 o 250. Non è chiaro al momento se i due minorenni siano entrati in azione con l'intento di uccidere o se si sia trattato di una lite finita male. Gli inquirenti parlano di situazione delicata. Il delitto sarebbe maturato nell'ambito del piccolo spaccio e sarebbe avvenuto con una coltellata, si pensa a un coltello da sub, viste le ferite inferte, nel tardo pomeriggio di domenica sera in una zona centrale della città. Per recuperare l'arma sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco. Intanto vanno avanti gli accertamenti della squadra mobile della questura di Pescara. Sul posto, ieri sera nel parco Baden-Powell, sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante, la polizia scientifica, il 118, il procuratore capo Giuseppe Belelli e il medico legale Cristian Dovidia. Vediamo un po' la dinamica allora di quello che è successo. Il gruppetto di ragazzi, continua l'ANSA, il contesto in cui è maturato il delitto è quello del piccolo spaccio di droga, come dicevamo, ha raggiunto il parco. Poi due di loro sono entrati e hanno incontrato il 17enne. Raggiunta una zona non sorvegliata, lo hanno colpito ripetutamente con un coltello, presumibilmente appunto da sub. Dopo averlo abbandonato tra le sterpaglie, si sono allontanati. Il gruppo poi è andato al mare, in uno stabilimento balneare del centro, e ha fatto il bagno. Lì, stando alle testimonianze raccolte, sarebbe stato abbandonato il coltello. L'arma al momento non è stata appunto trovata e la stanno cercando i sommozzatori dei vigili del fuoco.
Le indagini avviate subito dopo il ritrovamento del corpo del giovane sono state condotte da personale altamente specializzato della squadra mobile pescarese, dalla squadra volanti e dalla polizia scientifica. Per tutta la notte in questura sono state ascoltate persone potenzialmente informate sui fatti e testimoni. Fondamentali anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona antistante il parco e in prossimità di uno stabilimento balneare dove tutti i componenti del gruppo sono andati dopo il crimine. A lanciare l'allarme sull'omicidio del 17enne Thomas Luciani alcune ore dopo i fatti, secondo quanto appreso, è stato uno dei giovani che facevano parte del gruppo insieme ai due indagati dopo aver compreso la gravità dell'accaduto. No, momento. Ve lo rileggo perché questo è veramente da mettersi le mani nei capelli. Vi ripeto cosa scrive l'ANSA, e non è colpa dell'ANSA, l'ANSA giustamente fa il suo mestiere. A lanciare l'allarme sull'omicidio del 17enne Thomas Luciani, virgola, alcune ore dopo i fatti, virgola, secondo quanto si è appreso, virgola, è stato uno dei giovani che facevano parte del gruppo insieme ai due indagati, virgola, dopo aver compreso la gravità dell'accaduto, punto. Cioè, tu vai con altre 6 persone. Vede a questi che, ora stiamo ragionando con tutte le garanzie del caso, presunzione di innocenza, quello che volete. Vedi a questi che si addentrano nel parco, questi che tornano con un coltello che molto probabilmente non è che sarà bello, lindo e pinto come quando esce dalla lavastoviglie, sarà evidentemente imbrattato di sangue e anche magari con qualche altra cosa, comunque sporco. E tu dopo questa roba qua cosa fai? Ve ne andate al come si dice? Ve ne andate al mare a fare il bagno, e dopo che andate a fare il bagno ti rendi conto che è successo. Le 18:57 e 31 secondi, boh, io veramente mi ritrovo a commentare questa roba insieme a voi e mi tocco, cioè mi dico, mi tocco il volto per dirmi, mi do un pizzico per vedere se sono ancora nella realtà. Vabbè, andiamo avanti con l'ANSA. A quel punto il rinvenimento del cadavere e l'avvio delle indagini che in poche ore hanno consentito di individuare i presunti responsabili. Determinante nel lavoro certosino condotto dagli investigatori della squadra mobile della questura di Pescara, diretti dal vice capo Mauro Sablone, oltre alla testimonianza, anche la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti al parco e allo stabilimento balneare. La drammatica vicenda, fin dalle prime battute, si legge in una nota della questura di Pescara, ha evidenziato un incredibile disagio giovanile, una sorprendente carenza di empatia emotiva, una palese incapacità di comprendere l'estremo disvalore delle azioni commesse. Questi atteggiamenti disfunzionali meritano ampio approfondimento, al pari della necessaria ricostruzione delle dinamiche e responsabilità. A tal fine sono dirette le attività investigative in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Ora io mi chiedo, ma che giustizia ci può essere per dei ragazzini che in realtà, come vedete, lavorano esattamente, si sono comportati esattamente come degli adulti? Cioè, questa è proprio l'aria del regolamento di conti, non è una cosa da ragazzini, non è una roba che ti affidiamo, come dice Max Del Papa, al solito prete sociale, ti mandiamo al riformatorio e poi vediamo che cosa succede. E qui è una cosa molto grave. Una cosa molto grave, ed è ancora più grave che uno dei partecipanti a questa spedizione punitiva, chiamiamola così, abbia detto: sì, solo dopo mi sono reso conto di quello che è successo e ho deciso di avvertire i carabinieri. Io veramente sono esterrefatto. Le 18:59 minuti e 42 secondi, noi ora ce ne andiamo in pausa, poi abbiamo i Madness con Our House 1982, perché parliamo di case con Kenza Bogasciugara. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Antonino, a te la linea. Grazie caro Andrea. Allora, avete ascoltato i Madness nel 1982 con Our House, Casa Nostra, e noi di case vogliamo parlare perché è tornata a trovarci una graditissima ospite, ma tra l'altro lo sapete, ha per lungo tempo fatto parte del cast di Radio Libertà perché co-conduceva una puntata la settimana insieme all'incantevole Carola Rossi ed è Kenza Bogasciugara, che io voglio ringraziare ancora una volta e salutare. Lei, vi ricordo, è una consulente finanziaria. Buonasera Kenza, ben trovata. Buonasera Antonino, buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora siamo un po' bassi di volume in effetti con te stasera. Vediamo se riusciamo ad alzare un po' il volume del microfono per averti un po' meglio. Kenza, la casa è sotto attacco, green, ideologia green, svalutazione significa anche non farcela con i soldi. Qual è lo stato della situazione? Perché tu hai preparato una guida per affrontare tutte le evenienze. Sì, allora a metà marzo ovviamente è passata e diciamo tra 7 famiglie 10. L'audio non ci aiuta molto, allora facciamo una cosa, ti richiamiamo sul cellulare Kenza, perché così almeno riusciamo a parlare con te e a sentire insomma le tue parole, perché stasera la tecnologia non ci aiuta molto. Andrea, ti sto mettendo nella chat della radio il contatto telefonico di Kenza in modo tale che così la possiamo chiamare subito. Eccotela qua, perfetto. Kenzo, un momentino che arriviamo col cellulare, ecco qua. E allora, vi stavo dicendo però, intanto voi se avete domande da porre, 340-670-9659, perché effettivamente non è una cosa facile. Noi ce ne eravamo già occupati in passato appunto di ideologia green e di tutti i problemi connessi all'essere proprietari di casa, perché sembra proprio una manovra fatta contro gli italiani, e gli italiani sono un popolo che prevalentemente mantiene da sempre l'amore per il mattone, è un popolo che, come diceva la buonanima di Silvio Berlusconi, quando gira il mattone l'economia naturalmente va meglio, e chi meglio di lui poteva saperlo per l'esperienza che aveva accumulato nel corso della sua vita prima di diventare sua emittenza. Per cui a maggior ragione noi ci troviamo davanti a un eventuale euroassalto che potrebbe essere un po' preoccupante. Ma Kenza, ecco, adesso mi senti? Sì, ti sento benissimo. Voi mi sentite? Perfettamente, fortissimo e chiarissimo. Allora, Kenza, stavo dicendo ai nostri ascoltatori, il problema è questo euro agguato contro la casa. Che cosa significa tutto questo? Allora, praticamente cosa succede? Intorno a metà marzo è passata una direttiva europea, cosiddetta chiamata Casa Green. Questa direttiva fondamentalmente si inserisce all'interno di tutto un quadro europeo che mira a far diventare l'Europa il primo continente a impatto zero entro il 2050 e quindi vuole migliorare, diciamo, l'efficienza di quelle che possono essere i vari edifici. Allora, detta così, diciamo, non crea un grande allarmismo, ma se andiamo poi a vedere, a verificare esattamente com'è la situazione in Italia, che è molto diversa da quella degli altri paesi, ci rendiamo conto che 7 famiglie su 10 dovranno ristrutturare casa. Perché è molto diversa dagli altri paesi? Perché tendenzialmente in Europa noi siamo quelli
tra virgolette, quella percentuale di più proprietari di casa. Se ci pensi, Antonino, quando uno finisce di studiare, inizia a lavorare, il primo pensiero è voglio acquistare casa, come se fosse il primo grande obiettivo, giusto? E poi magari c'è una seconda casa, poi magari vengono a mancare i genitori, i parenti, ti lasciano degli immobili, quindi diciamo che mediamente il patrimonio immobiliare, che sia al nord, al centro o al sud delle famiglie, è un patrimonio importante. Ma a fronte di questo patrimonio importante non corrisponde, diciamo, un livello di efficienza energetica elevato. Perché? Perché a parte il fatto che la certificazione energetica da noi non è richiesta più di tanto, viene richiesta fondamentalmente se vuoi vendere casa, se vuoi metterla in affitto devi registrare il contratto, ma quella certificazione energetica poi ha un valore di 10 anni, quindi diciamo non si è mai lavorato più di tanto su quello che può essere l'efficientamento. Però diciamo, cosa ci dice in pratica, diciamo, questa normativa? Nella parte che può essere diretta sulle famiglie, ci dice fondamentalmente che diciamo, in qualche modo bisogna salire di almeno 2 classi energetiche. Ok? Per cui le case dovranno avere, diciamo, una classe energetica D, e in questo momento il 30% degli immobili risulta in classe energetica G, il 25% in classe energetica F e il 15% in classe energetica E. È come se in questo momento, facendo una mappatura sull'Italia, il 75% delle case sarebbero fuori norma. Per quello che dico che 7 famiglie su 10 dovrebbero procedere a quella che è una ristrutturazione, con ovviamente i relativi costi. Allora, diciamo, questa normativa ha una serie di diciamo, punti principali. Il primo è sicuramente quello di efficientare a livello energetico, quindi diciamo progressivamente adeguare tutto ciò che può essere efficienza energetica sia nel pubblico che nel privato, ok? E diciamo le date cardine per quanto riguarda i privati, le residenze, quindi quelle che saranno le cosiddette ristrutturazioni obbligatorie, bisognerà fare entro il 2030 gli edifici privati devono raggiungere una classe energetica E. Entro il 2033 la classe energetica I. Capisci bene che già raggiungere queste 2 classi, quando hai la maggior parte delle classi, il 75% che sono fuori da questo computo, è abbastanza importante come cosa. L'obiettivo massimo di questa direttiva sarà arrivare al 2050, dove tutti gli edifici dovranno essere invece a emissioni zero, quindi utilizzare di quelle che sono energie rinnovabili sia per il riscaldamento, per il raffreddamento, per l'illuminazione, per l'acqua calda. Ovvio che tutto questo, come si dice, comporterà anche un adeguamento a livello europeo, perché adesso come adesso non c'è la possibilità, un'unità di misura condivisa in tutta Europa. Quindi verrà studiata, verrà messa a disposizione anche una scala energetica in modo tale che si possa vedere e verificare ciascun Stato membro a che punto si trova e si possa fare un confronto tra un paese e un altro. Quindi per quello ti dico, effettivamente 7 famiglie su 10 dovranno procedere con una ristrutturazione tendenzialmente importante, anche perché se vivi tendenzialmente nelle grandi città, ancora in qualche modo, soprattutto nei condomini, come si dice, è più facile che negli anni si sia provveduto in qualche modo anche a delle ristrutturazioni, anche un efficientamento energetico, perché efficientare a livello energetico ovviamente ti va a ridurre anche le spese, ti va a ridurre anche le bollette, ma tu immagina tutto ciò che è fuori dalle grandi città, come si dice, magari sono anni che non si fanno ristrutturazioni volte proprio al risparmio energetico, per cui secondo me è una situazione che le varie famiglie si troveranno a dover affrontare, che se non si pianifica per tempo è un qualcosa che andrà ad abbattere il valore delle case, perché adesso come adesso, se ne parlavo in questi giorni con
con dei miei clienti con i quali stiamo iniziando a organizzarci in tal senso, perché in questo momento c'è ancora il tempo per organizzarsi, ma chi mi ha detto, ma se io non mi organizzo, se io non avessi i soldi per fare questa cosa, che cosa faccio? Se non fai niente, diciamo che casa tua perderà circa il 40% del valore di mercato. Quindi se adesso come adesso 2 case valgono 100.000 euro, in una viene effettuato la ristrutturazione e quindi anche l'affitto, la vendita di una casa del genere può avvenire in maniera più semplice. Se una persona non si muove e non ha la possibilità di farlo, si vede decurtare il valore del proprio immobile di circa il 40%, e purtroppo sono parecchi soldi, no Antonino? Vorrei ben dire, anche perché un conto, immagino, la casa che poi viene efficientata, è ovvio che finisce per apprezzarsi, finisce per acquistare un maggiore valore che poi naturalmente viene scaricato anche sul costo dell'affitto e eventualmente sul prezzo di vendita per cercare di rientrare, correggimi se sbaglio. L'altro Allora, fatto è che però, sì. siccome io credo che non saranno in tanti a potersi permettere questo efficientamento, sto pensando a tutti gli avvoltoi della speculazione o ai grandi gruppi, le grandi multinazionali che su questa svalutazione festeggeranno alle corrida, cominceranno Sì, a comprare la assolutamente. qualunque, a chi ovviamente farà di tutto per sbarazzarsi di vani su vani su vani. Io penso, guarda, c'è già il problema, per esempio, nel meridione d'Italia, del fatto che ci sono tante case oggi vuote e sfitte per il semplice e banale motivo che sono di persone che da anni vivono e lavorano al nord, i genitori sono morti, oppure per esempio i genitori sono morti e questi vivono in America, in Canada o negli Stati Uniti, per cui è gente a cui non frega assolutamente niente di occuparsi dell'efficientamento energetico di una casa in provincia di Vibo Valentia. Che poi parliamoci Certo. chiaro, efficientamento energetico, scusami, Agrigento e Tunisi sono sulla stessa latitudine, lo dice la geografia. Io vorrei capire, in un condominio di 6 piani ad Agrigento, dove in questo momento ci sono più di 30 e passa gradi, quanti sono, vorrei capire a che serve l'efficientamento energetico. Quando è che fa freddo ad Agrigento? Hai ragione, però nel momento in cui ti danno una direttiva europea, diciamo ti va per tutti gli Stati membri, cioè poi dov'è che possono esserci costi per efficientare? Puoi fare un discorso di isolamento termico, puoi fare un discorso di finestre, di infissi, piuttosto che riscaldamento e raffreddamento. Io immagino che se ragiono sul sud probabilmente anche un discorso di legato anche tanto al raffreddamento, magari non avranno l'inverno che abbiamo a Milano, dove ovviamente l'isolamento termico e magari gli infissi che cosa possono essere anche molto importanti, tutto il discorso anche dei pannelli solari fotovoltaici, da questo punto di vista, però sono tutte cose che hanno un costo. Ho cercato di quantificare quanto potrebbe essere il costo per famiglia. Allora, tieni conto che ovvio dipende da una serie di fattori, quindi dipende anche dalla grandezza, da dove si trova, perché parliamoci chiaramente, la manodopera, i materiali tra un centro, un sud Italia e un nord Italia hanno dei prezzi veramente molto molto differenti, quindi da questo sicuramente questo può inficiare anche in maniera pesante su un preventivo, però tieni conto che come si dice, facendo un preventivo, che è quello che si può consigliare a tutte le famiglie di fare inizialmente, la forbice di stima che viene effettuata in base ai vari scenari economici del Sole 24 Ore era dai 20 ai 55.000 euro a famiglia, quindi non parliamo di una cifra bassa, cioè nel senso non parliamo neanche del costo di un'automobile, cioè di qualcosa di un bel po' di più, ecco. Quindi le famiglie si potrebbero ritrovare ad affrontare delle spese veramente importanti. Allora tieni conto che già solo su Milano, per darti Milano, Bologna, Torino e Firenze, per darti un parametro, le case nuove o ristrutturate che sono già green casa, ok, hanno una forbice di prezzo più elevata che varia tra il 27 e il 38%, che non è poco. Quindi già in questo momento, ok, sul nuovo e sul già ristrutturato inteso come green casa,
Tutte le altre o si vedono decurtare il 40% oppure devono adeguarsi e attrezzarsi per poter mettere via quei soldi e arrivare pronti alla normativa. Io sono sempre dell'idea che quando ci sono delle situazioni del genere, la cosa migliore che ogni famiglia può fare è affrontarla, cioè nel senso non subire passivamente, affrontarla subito. In questo momento c'è il tempo per poter mettere via i soldi, per costruire un piano di risparmio, per poter fare un piano di accumulo che grazie anche all'interesse composto, quindi il piano di accumulo io metto via una cifra ogni mese in maniera però periodica, che ne so, 100 euro, 200 euro al mese per 5 anni, 10 anni e 15 anni, e diciamo il rendimento che mi viene dato da quel piano di accumulo, anziché prenderlo, viene reinvestito. Io nella guida ho messo dentro anche un esempio di piano di accumulo da 200 euro al mese per circa 15 anni, per come andare a mettere via più di 80.000 euro. Allora, la cosa che questa normativa in questo momento ci dà la possibilità è il tempo, perché ci dà delle scadenze che sono ben precise. Abbiamo prima un 2030, poi un 2033, poi un 2050, per cui una persona può dire ok, so che dovrò affrontare questa cosa, non posso, come si dice, fare lo struzzo, mettere la testa nella sabbia. Sicuramente non avrò degli aiuti da parte dello Stato e del governo. Teniamo conto che in questo momento comunque dobbiamo smaltire ancora tutta la storia del 110%, quindi tutti i bonus eccetera, per cui non sono previsti per questa normativa degli aiuti nei confronti del privati. Anche lo Stato stesso, per tutto ciò che è patrimonio immobiliare statale della pubblica amministrazione, dovrà procedere in tal senso, tendenzialmente sempre con 2 anni di anticipo rispetto alla parte residenziale, per cui diciamo il privato cittadino non potrà più di tanto contare su degli aiuti statali o su dei bonus, per cui la cosa migliore che può fare è organizzarsi subito con delle piccole cifre e con un alleato che è il tempo. Ci si può organizzare. Il mio consiglio però è quello di non far finta di niente, cioè nel senso, perché se si fa finta di niente il rischio di ritrovarsi senza quell'importo o di dover tirare fuori una cifra tutte insieme dove tendenzialmente poi si fa fatica, o ci si ritrova degli appartamenti che sono svalutati e se si ha la necessità di venderli o di metterli a reddito, magari nel momento in cui uno dice vorrei affittare e fare, se la nuova normativa ti richiederà delle certificazioni adeguate a quella che sarà in quel momento la classe energetica tal dei tali, e io non ci arrivo, potrei avere delle problematiche. Quindi solo che la cosa che sto vedendo è che è passata questa direttiva, ma c'è poca attenzione da parte delle famiglie. Non ho capito se è non è passato più di tanto il concetto che andrà a toccarci personalmente tutti, e quindi è meglio adeguarsi subito, muoversi subito. Infatti. Kenza, senti, ma come si fa a procurarsi la tua guida? Allora, basta che mi mandiate una mail a kenza.boga@gmail.com e, come si dice, mando direttamente una guida con tutti i riferimenti, con le date, che cosa prevede la normativa e anche qualche soluzione attuabile da qualsiasi famiglia di piano di investimento e di risparmio per poter affrontare questa cosa. Quindi lo mando direttamente via mail in formato PDF a chiunque ne faccia richiesta. Ecco, appunto, e naturalmente avete la possibilità poi di colloquiare con Kenza. Tu hai un sito internet, giusto? Io ho un sito internet, sì, www.kenzaboga.com, e ci sono tutti i miei riferimenti. Mi trovate anche sulle pagine social, quindi Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, senza problemi. Quindi possono contattarmi senza nessun tipo di impegno. La guida è ovviamente gratuita per tutti, e se qualcuno dovesse avere anche magari qualsiasi dubbio o che cosa, ci possiamo sentire senza nessun tipo di problema. Ecco, per cui voglio dire, siete nelle mani di una seria professionista che naturalmente ha messo ampiamente il dito nella piaga, perché è proprio questo disinteresse di fondo che poi produrrà tra qualche anno il solito ma così dalla sera alla mattina, e invece cercate di essere previdenti, cercate appunto di contattare
Kenza, ripetiamo kenza.boga@gmail.com, e richiedere questa guida. Poi avrete modo di discutere con lei eventualmente dei piani di accumulo per poter fare fronte a questa mazzata che si prospetta per la fine di questo decennio, perché ahimè l'Europa ci ha fatto questo regalino, quindi state molto attenti. Kenza, senti, intanto ancora complimenti per questa guida e naturalmente per tutti i consigli che saprai dare a chi si rivolgerà a te. Per il resto, in questo momento, visto che il denaro non dorme mai, in che stato di dormiveglia è? Allora, è un momento buono nel senso che la Banca Centrale Europea con l'idea di riduzione dei tassi di interesse ha sicuramente smosso ancora di più i mercati, per cui sicuramente è un momento di fermento e di crescita, può essere un buon momento per investire, sicuramente sta tirando molto bene l'azionario, i portafogli stanno andando molto bene rispetto a la ciclicità diciamo dei mercati, dove normalmente nel mese di maggio tendono a andare un pochino più in sordina, in discesa, e quindi c'è gran fermento, no, assolutamente, per cui può essere un buon momento anche per investire. Si parla anche di ulteriori tagli nei prossimi mesi, se ne parla in teoria di 2, vediamo cosa, andando avanti come andrà la situazione, però diciamo che per il momento sicuramente è stata una piccola boccata d'ossigeno che una mossa del genere potrebbe dare. Certamente, allora ricordiamo che la nostra Kenza si trova a kenza.boga@gmail.com se volete chiedere la sua guida gratuita appunto per far fronte al caro casa, e ricordaci ancora il tuo sito internet. www.kenzaboga.com. Merci beaucoup madame, grazie del tuo tempo e al piacere di ritrovarci presto qui in trasmissione. Grazie Kenza. Grazie mille Antonino, un caro saluto sia a te che a tutti gli ascoltatori. Prego. E allora noi insomma raccogliamo questi suggerimenti e queste analisi da parte della nostra Kenza. 340 670 9659 se volete commentare anche questo faccia a faccia che abbiamo appena finito di tenere, oppure 029294 7222 se volete dire la vostra. Il telefono è ancora aperto, abbiamo ancora qualche minuto. Quanti minuti maestro abbiamo a disposizione? 4 minuti ancora. Perfetto, dopodiché ci sarà il qui Parlamento e noi ci ritroveremo ovviamente domani alle 18:05 trattabili, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra l'altro domani continuiamo col caso del killer delle vecchiette, perché ascolteremo il fratello di uno degli accusati che si è suicidato per effetto naturalmente delle accuse cadute su di lui. Allora, cosa abbiamo qua? Quindi la situazione è subire passivamente anche questa ennesima sicurezza derivante da questa Europa che ormai abbiamo capito ci sta portando alla distruzione. Siamo seri, Stefano. Stefano, l'alternativa quale sarebbe? Giusto per sapere, fare un post di protesta su Facebook, quale sarebbe l'alternativa? Ahimè, questo è accaduto. Siamo andati a votare, dopo aver votato c'è il rischio addirittura che ci ritroviamo tra capo e collo di nuovo la signora von der Leyen. Qui c'è da cambiare tutta l'Europa, anche perché siamo andati a votare, ma il centrodestra non è che ha avuto, anzi la destra, i conservatori non è che hanno avuto tutto questo gran subisso di voti. Quindi la soluzione quale sarebbe, Stefano? Perché è molto facile dire vabbè, e quindi la soluzione qual è? Bene, sono le 19:27 minuti e 38 secondi, noi ci avviciniamo alla fine di questo nostro spazio. Andiamo a dare un'occhiatina all'ADN Kronos e vediamo un po'. Bookmesse, la fiera del libro a Francoforte, il ministro San Giuliano, lettera di 40 scrittori, sono loro che discriminano. Sentiamo un po' che cosa
succede? Il ministro commenta la lettera inviata a Jürgen Boos, direttore della Bookmesse, e Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, da 40 scrittori che manifestano la loro preoccupazione per la gestione messa in campo dal nostro paese, lamentando l'ingerenza della politica. Sono loro che discriminano, non noi, lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine della festa per i 50 anni del giornale a Milano, a proposito della lettera inviata da 40 scrittori al direttore della Frankfurter Buchmesse Jürgen Boos e al presidente AIE Innocenzo Cipolletta. Se guardate all'elenco degli scrittori che sono stati invitati alla Buchmesse, si passa poi attraverso all'Associazione degli Editori e ci sono tantissimi scrittori che la pensano molto diversamente da me ed è bene che ci siano. Io sono felice che ci siano persone che la pensano diversamente da me, ma che possono esprimere liberamente il loro pensiero, ha detto Sangiuliano. Mi pare che il problema sia che abbiamo aggiunto qualcuno a questa lista, quindi sono loro che discriminano, non noi, ha aggiunto il ministro, evidenziando che lo stesso Saviano non era stato segnalato al suo editore e ciò nonostante Mauro Mazza l'ha invitato. Ma più di questo che cosa dobbiamo fare? Ecco, questa mi sembra un'osservazione alquanto saggia e intelligente. Poi basta con queste cose che all'estero scrivono ste lettere all'estero, ci presentano come un paese in orbace. Vi prego, dai, per favore, vi prego. Va bene, noi abbiamo finito, adesso qui Parlamento e poi ci salutiamo allegramente con Piero Focaccia, Permette signora 1970. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Martedì 4 giugno per noi leghisti veneti, ma non soltanto, è stato un giorno tristissimo. In quella mattinata improvvisamente è mancato l'onorevole Giampaolo Dozzo. Sono passati 15 giorni da quel 4 giugno, ma credo sia proprio oggi il giorno per ricordare a tutti quello che per noi era semplicemente Capo Dozzo, come amichevolmente veniva chiamato. Uomo che come molti altri ha dedicato la vita per la Liga Veneta e per la Lega Nord e che non ha potuto vedere quella tappa entusiasmante che si è materializzata poche ore fa, alla presenza dei suoi amici storici Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti, che è stata l'approvazione della legge di attuazione dell'autonomia differenziata, con un voto che senza la maggioranza dei parlamentari componenti l'intera Aula non sarebbe stato possibile. Noi parlamentari trevigiani abbiamo raccolto quel pesante testimone di un percorso tenacemente tenuto vivo e monumentalmente costruito da Giampaolo Gobbo e che vedeva in Giampaolo Dozzo un pilastro portante straordinario. Deputato in quest'Aula per 5 legislature, dal 94 al 2013, sottosegretario alle politiche agricole dal 2001 al 2006, capogruppo della Lega Nord alla Camera, presidente e commissario della Liga Veneta ed una delle figure di riferimento della stessa in Veneto e non solo. Un uomo serio, rigoroso oltre misura, con un rigore morale prima di tutto verso se stesso e che poi trasmetteva alle persone che gli stavano accanto. Un uomo che per il nostro territorio ha fatto tantissimo e sempre in silenzio, perché le cose o si fanno o si dicono, e lui le faceva e noi lo sapevamo. Io ho avuto l'onore di venire eletto segretario di partito nella sua circoscrizione, che era poi la mia e di un altro onorevole storico della Lega, Luciano Dussin. Era il 2006 e non nego che mi metteva in soggezione quando mi confrontavo con lui. Era l'altro ieri, ma sembra un'era politica fa per modo di fare, per rigore e per rispetto che avevamo. Ci lascia un'eredità politica assolutamente importante, fatta di onore, rigore morale appunto, precisione e rispetto, ed un amore smisurato verso la Lega, ma sicuramente più grande ancora verso la Liga Veneta. Alla moglie Isabella, al figlio Umberto con Francesca e al nipotino Pietro, alla sorella Gigliola con Mattia e a tutta la sua famiglia va il nostro più sincero abbraccio ed un ringraziamento per averci lasciato condividere, assieme a loro, Giampaolo Dozzo, che per noi era semplicemente Capo Dozzo, una brava persona. Grazie onorevole Dimiti di questo suo ricordo. Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.